Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Il tema del lavoro torna sempre in primo piano, ne abbiamo parlato più volte con le associazioni datoriali, adesso facciamo un'analisi con chi di queste analisi si occupa e con la parte invece che rappresenta il mondo del lavoro, ovvero vi presento i nostri interlocutori collegati con noi. Ben ritrovata Valeria Cittadin, segretaria regionale CISL con delega al lavoro, grazie di essere qui con noi. E grazie anche a Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Grazie direttore. Grazie a voi. Allora, io vorrei analizzare prima partendo con Veneto Lavoro, che fa queste analisi periodiche attraverso la bussola ma anche il sé stante dell'andamento del mercato del lavoro, alla luce di una notizia che è passata anche sui quotidiani qualche giorno fa, con dei commenti e delle analisi anche molto interessanti e approfondite da parte sua, direttore, relativamente al fatto che il fenomeno delle dimissioni, partito dagli Stati Uniti tempo fa, arrivato anche in Europa, ha colpito, diciamo così, tra virgolette, anche la nostra regione. Sembrerebbe che in 4 mesi circa 66.300 circa persone si siano dimesse, abbiano lasciato il proprio posto di lavoro, ma non per non andare a far nulla, per il cosiddetto downshifting, cioè ricerca di non lavorare ma consumando meno, ma per trovare occupazioni immediatamente anche migliori, più gratificanti dal punto di vista umano, professionale e naturalmente anche, perché no, economico. E questo deve far riflettere parecchio, perché ci sono invece posizioni occupazionali che non si riescono a trovare da parte delle aziende e altre invece figure professionali che non trovano occupazione. Insomma, ci sono delle tendenze un po' strane. Allora, questo è un tema importante, però partiamo un po' con lei dall'analisi periodica, che non tutti i nostri telespettatori naturalmente seguono e sono informati su questo, del mercato del lavoro per quel che emerge dalla vostra ricerca. Ci dica un po' come sono andate le cose 2022. Beh, diciamo che per il 2022 noi abbiamo già comunicato a metà gennaio la situazione, la fotografia di come è andata. Di fatto noi abbiamo avuto circa 30.000 posti di lavoro in più costruiti, prodotti nell'arco del 2022, e quindi le assunzioni sono cresciute più del 14% rispetto all'anno precedente e del 4% rispetto al 2019. L'elemento importante rispetto al 2022 è stata la crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, che sono aumentati di 37.000 unità. E quindi è una dimensione importante come numero, come valore. Questo dice anche qual è il motivo per cui c'è stato una crescita nelle dimissioni. Noi nel 2022 abbiamo avuto circa 200.000 dimissioni volontarie rispetto ai 171.000 del 2021. Quindi un trend in crescita, inaspettatamente in crescita. Sì. Il punto è che gran parte delle dimissioni, noi abbiamo fatto un'analisi intorno a maggio-giugno, il 70% di chi si dimette ritrova lavoro dopo una settimana, 10 giorni. Di conseguenza gran parte delle dimissioni fa riferimento a cambiamento, quindi a cambio di lavoro e di conseguenza individuazione di una situazione di stabilità. È chiaro che all'interno di questo ci sono anche da considerare elementi legati alla qualità del lavoro, di conseguenza alla necessità di combinare vita lavorativa e vita familiare in modo più semplice. Noi vediamo per esempio che il fattore politiche di welfare aziendali comincia a diventare attrattivo. Diciamo che dal punto di vista del senso rispetto alle dimissioni ci sono da evidenziare: uno, l'esperienza dello smart working fatta durante il periodo pandemico, e quindi ha
favorito un certo tipo di logistica nel lavoro. Il grande tema del welfare aziendale, che rappresenta un fattore di attrattiva da parte delle aziende, e la terza questione che emerge è che soprattutto per i giovani sono i giovani che scelgono l'azienda, non è viceversa. E questo è un fenomeno nuovo ed è importante perché sì. Non è più l'imprenditore, non è più l'impresa che sceglie, ma è il giovane che sceglie. Questo è un fattore interessante su cui riflettere. Ecco, io la blocco un attimo perché poi continuiamo su questo, voglio fare intervenire anche la segretaria. Segretaria, è qui con noi? Ci sente? Sì, ci sono. Perfetto. Ha detto il giovane sceglie l'azienda e quindi pone anche delle domande che sono lecite, che è lecito porre, si mette in una posizione diversa da chi invece chiede di entrare in quell'azienda, comunque ha una posizione molto più succube, ed può essere anche più propositivo. Per voi sindacati sta cambiando anche il modo di raffrontarsi con questi, adesso parliamo di giovani, questi giovani lavoratori? E quindi il ruolo del sindacato è diverso perché effettivamente, tra l'altro, dopo ne sentiremo anche col direttore di Veneto Lavoro se a loro risulta già dati testuali, io ho molte informazioni relative al fatto che un giovane può stare anche pochissimi mesi in un'azienda, se non piace quell'azienda se ne va via, oppure subisce una situazione che non gli sta bene, non ci pensa neanche di chiamare il sindacato, semplicemente cambia azienda. Quindi si è stravolta un po' la dinamica. Sì, buongiorno a tutti. Le analisi che faceva il dottor Barone sicuramente denota sicuramente un cambiamento rispetto all'approccio al lavoro, soprattutto da parte dei giovani. Diciamo che mentre chi perde lavoro in età oppure è costretto a cercare lavoro in età che va dai 45 ai 50 anni, perché sappiamo che questo succede, è più disponibile ad accettare qualsiasi tipo di, oppure è più adattabile a qualsiasi tipo di offerta. I giovani stanno manifestando proprio un approccio al lavoro di tipo diverso rispetto ad un tempo. Innanzitutto è cambiato, lo diceva anche il dottor Barone, l'esperienza dello smart working durante la pandemia, che poi insomma è stato prorogato anche oltre e ha messo in moto tutta una serie di contrattazioni aziendali che lo favoriscono indipendentemente quindi dalla situazione emergenziale che l'ha sostanzialmente promosso. Ha cambiato un po' i parametri del lavoro. Prima si pensava al lavoro come un'entrata in azienda che ci vedeva entrare, parlo anche per quelli che sono della mia generazione, si entrava in azienda giovani e si usciva per andare in pensione, quella era il massimo dell'aspirazione dei giovani. Attualmente i paradigmi sono cambiati, il lavoro non è più legato all'azienda in senso fisico e anche il tempo del lavoro è diverso. E quindi questo porta i giovani a ricercare soprattutto il benessere e una scelta che concili maggiormente anche uno stile di vita non strettamente legato al lavoro. Questo non perché i giovani siano i cosiddetti fannulloni che non hanno voglia di lavorare, ma sarà perché attualmente il mercato del lavoro lo permette, perché c'è molta richiesta, si sentono anche nella condizione di fare la scelta migliore rispetto alle proprie esigenze anche di tipo personale. Diciamo che questo ha sempre riguardato un po' di più il tema femminile, il mondo femminile, perché le donne sono sempre state più legate a una necessità di tempi di conciliazione vita-lavoro. Attualmente questa volontà di trovare un tempo anche per se stessi, conciliandolo anche con un lavoro gratificante e non solo, lo diceva il dottor Barone, anche con un lavoro e con un'azienda che offra oltre alla possibilità di lavorare anche un sistema di welfare importante, quindi la contrattazione di secondo livello per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quella che si fa a livello aziendale, assume sicuramente un valore importante anche per la possibilità di essere attrattivi come imprenditori rispetto al lavoro che si offre.
Certo. Direttore, abbiamo visto i giovani che però appunto si muovono anche su versanti diversi. Accennava la segretaria alle donne. Avete dei dati relativamente alle donne? Quindi sono anche le donne che lasciano il posto di lavoro, che hanno questa maggior agilità e anche magari con prospettive di miglioramento qualitativo e di retribuzione, perché sappiamo comunque mediamente la retribuzione della donna è più bassa, nonostante tutto. Sul tema del divario di genere, diciamo, i dati rimangono quelli che abbiamo già frequentato. Anche recentemente l'Ufficio Statistica della Regione è uscita riprendendo i dati Istat, in cui ha evidenziato come le differenze di genere rappresentano dal punto di vista dell'occupazione un punto importante, soprattutto per fasce di età centrali. Lavora il 73% delle donne rispetto all'89% degli uomini nella nostra regione. E quindi le donne rappresentano insieme ai giovani due categorie su cui è importante intervenire proprio per favorire l'accesso e il mantenimento nel mercato del lavoro. C'è da dire che un fattore importante rispetto alla stabilità del mercato del lavoro è il livello di istruzione, nel senso che chi ha livelli di istruzione più alti ha una probabilità maggiore di restare nel mercato del lavoro. C'era anche da considerare le due caratteristiche importanti che come dinamiche del mercato del lavoro dal 2008 in poi sono sempre più presenti, almeno tra le regioni competitive. La prima caratteristica è che c'è una maggiore velocità di istruzione e di ricostruzione dei posti di lavoro rispetto che al passato. Si distruggono posti di lavoro nella manifattura e si ricostruiscono nei servizi. Sì. Questo implica un cambiamento importante rispetto alla dinamica personale. E il secondo, che c'è una polarizzazione alte e basse qualifiche, per cui le persone entrano non più nelle vie di mezzo, ma su alte professioni o basse professioni, che hanno esigenze diverse, nel senso che le basse professioni hanno necessità di essere rimesse in gioco più rapidamente, le alte devono mantenersi dal punto di vista delle competenze, ma il tema delle competenze rimane anche per le basse, perché è solo attraverso la crescita delle competenze che uno può passare da una competenza bassa a una competenza alta. Quindi la partita in questo momento è molto più veloce per tutti i lavoratori e per le imprese. Bisogna essere capaci di reagire rapidamente rispetto ai cambiamenti che riguardano i settori e le competenze. Certo, benissimo. Torniamo su questi temi. Abbiamo la pubblicità qualche secondo, restate con noi tra poco.